presenta subito con una serie di numeri per scaldare le gomme, ma direi per scaldare se stesso e soprattutto il pubblico. Un pubblico che oggi ha gradito più che mai questo show di David Llewellyn. Dicevamo anche la giornata di ieri dove abbiamo giocato con David, il gallese, pilota simpatico che proprio nel gergo inglese il suo cognome si pronuncerebbe Llewellyn, mentre nel suo gergo proprio gallese si pronuncia diversamente. Porca troia, è partito! Llewellyn è partito in pista esterna. Ti ricordi quello che Pista esterna abbiamo guardate che salto! Dio! Llewellyn con la pista che lo mette in difficoltà. Guardate che show anche sull'asfalto. Ah, io filmo solo lui, Anche con questo punto come si trattava tecnicamente una Lancia e una Toyota, al di là della guida dei piloti. Ma direi che il terreno in certi tratti può essere favorevole alla macchina, in certi tratti un'altra sostanzialmente comunque uguali, direi la differenza qua la fanno veramente i piloti con il loro modo di intendere la corsa e di correre, più riflessivo se vogliamo. Passate l'espressione del P-Label, più spettacolare, più generoso, più impulsivo, quindi il gallese che si è trovato per linea di questo genere di corse, ha trovato subito un ottimo feeling con il pubblico italiano e non perde l'occasione per dare spettacolo, per far divertire, ed ecco allora un festival totale e completo di controsterzi che mette in luce, a volte efficace, a volte forse un po' meno, comunque sempre un grande spettacolo. Questo è stato osservato con che attenzione, con che millimetrica precisione Perekut affronta le chicane sull'asfalto, in pieno controsterzo, con le modeste attenzione, osserviamo, guardate con che balzi, il ponte David Llewellyn, mentre la bandiera a scacchi decreta la vittoria della prima manche di Perekut, secondo David Llewellyn. Il vantaggio di Perekut e ha chiuso la sua manche con 2 minuti, 5 secondi e 4 centesimi. Si trova il vantaggio sul Llewellyn di 5 secondi e 26. trovare le marce. Ma è capace che è andato a scuola, no? Questo qua. Al finale del Ok, le marce la portiera. Di pure quello che tanto lo sto filmando. Avrà le marce vicino alla leva del tergicristallo del vetro. Grazie! E io inquadro lui. Quello faccio. No, io voglio fare insieme quando partono. Sì, è troppo pesante. Di Llewellyn dovrà giocare la carta della temerarietà, dovrà giocare dunque tutte le sue cartucce. Guardate come le sta sparando con il tubo di scarico che lancia fiamme nella sua Toyota Civica GT4 del team Toyota britannico, campione nazionale. Ma è pazzo, è pazzo! Ecco, tutti e due con lo stesso del campionato britannico, anche nei scorsi anni Perekut è stato protagonista di alcuni campionato. Osserviamo il vantaggio che non solo per quanto riguarda questa segretezza
questa vera comparsa dei percorsi inglesi. Il segreto del è un segreto impenetrabile. Oltretutto il rack si corre su alcune prove speciali sfruttate da altri anelli nei quali è possibile prendere le note. E quindi chiaramente una situazione molto particolare, anche se alla fine i due valori vengono fuori. Carlos Sainz, che non ha disputato nessuna gara dell'Open, se la sua macchina avesse tenuto avrebbe comunque vinto contro i Rica, che potevano godere di una maggiore conoscenza del percorso. I due valori vengono fuori, ma rimane il fatto che c'è una delle più clamorose proprio delle mondiali rally. Forse, chi lo sa, un giorno anche l'austera Inghilterra cambierà, si adeguerà, forse un giorno si renderanno conto di essere non solo in Europa ma anche nel mondo e smetteranno di di fare corsa a sé in tutte le loro espressioni. Dunque ecco la manche seconda dunque è stata vinta da Per Eklund con un vantaggio di 1 secondo e 65 centesimi sullo spettacolare David Llewellyn. Un applauso a David Llewellyn. Qua mai il sintomo. David Llewellyn, grazie dunque. Speriamo che c'è la telecamera Generosità. Lo vedremo comunque sul palco e saluta la folla Per Eklund. Questo è l'anno dei quarantenni. Figlio Bettega, trofeo Pioneer. Dunque Paolo Fabricomai, Per Eklund ha dimostrato come sfida i ragazzini e vince a batterli. Partiti in questo istante la finalissima del quinto Memorial a Figlio Bettega, trofeo Pioneer. Passa sul ponte Volvo, ridicende, velocissima. Dall'altra parte sotto ponte la Volvo che ha transitato Paolo Fabrizio Fabri sulla 405 M16. Ora guideremo l'escorso grammetrico al passaggio del primo giro. Va molto piacere l'altro della direzione della Federazione Italiana Grammetrificazione di Bologna. Tutti i particolari tecnici che garantiscono questo nostro annuncio e questi nostri presentazioni nel rilevamento cronometrico sul giro. Per Eklund è in vantaggio, attenzione! Con 43 centesimi di secondo. 43 centesimi di secondo il vantaggio di Per Eklund al termine del primo giro. I concorrenti dovranno affrontare oltre 3 giri. Siamo nella parte asfaltata ora per Fabri che deve recuperare la micra di Per Eklund, sta coprendo il percorso, valutando le sue doti contro il piso potente eccezionale, rapporto dunque a lei favorevole. Abbastanza. Dunque continua lo spazio in questo punto. Fabrizio Fabri ha rimontato. Fabri, attenzione, anche il giro. Fabri in vantaggio di 52 centesimi di secondo su Per Eklund. Tutto può succedere dunque nel primo giro. Abbiamo osservato Per Eklund in vantaggio di 25 centesimi, esattamente 43. Ora il vantaggio è dalla parte di Fabri con 51 centesimi. La Nissan Micra sta guidando strade
a 405 M16 da presentare che balza con il fulmine sopra dell'assalto e ora si affronta proprio per affrontare l'ultima parte del percorso a mio dire prima marcia. Ecco dunque, dopo il passato in 3 minuti 11 secondi e 80 segnano il resto del Carlino, un bolognese che segue da vicino ormai da parecchi giorni qui l'evoluzione e l'afflusso dell'esercito degli spettatori qui al Motor Show. Ecco, attenzione, partita la seconda match, dunque io sentirei ora dal borghese russo un'impressione sul suo conterraneo Paolo Fabrizio Fabri, un ragazzo entusiasta, un ragazzo puro come Paolo Fabrizio Fabri che ora deve gettarsi all'attacco se vuole sconfiggere Telecom. Purtroppo si è verificato quello, dico purtroppo così perché è chiaro che simpatizzo per il mio conterraneo Paperi, si è verificato quello che temevo, l'esperienza di Eklund ha avuto il sopravvento pur se di pochi centesimi di secondo, però magari adesso un piccolo errorino di Eklund oppure un scoppio di grinta di Fabrizio che ne sta dando tanta, magari gli permettono di rimontare in questa seconda manche. Ecco infatti quel che diceva Nini Russo si è avverato, Fabri in vantaggio, attenzione, 43 centesimi di secondo, 1 minuto 05 92 il primo giro. Andiamo dunque ora a seguire la chiusura, una piccola esitazione di Fabri sul ponte. Qui naturalmente ogni esitazione viene colpita, viene come dire danneggiata dalle migliaia di occhi puntati sui protagonisti, mentre pensate sulla sommità di un monte e nel corso di un rally mondiale è difficile andare a criticare un protagonista magari che passa con copertura in un periodo mondiale. Dunque ora vediamo la Nissan Micra di Eklund, comunque in vantaggio Fabri, attenzione, Fabri in vantaggio di 30 centesimi, dunque il vantaggio di Fabri si è sensibilmente ridotto, ma Paolo Fabri è ancora in vantaggio, 43 centesimi nel corso del primo giro, 30 centesimi il suo vantaggio nel corso del secondo. Tutta la Romagna tifa per Paolo Fabrizio Fabri. Fabri alla Peugeot bianca, la numero 14. Lo svedese per Eklund è la parte più lenta e insidiosa del tracciato con la Nissan Micra numero 11. Una vettura che in Italia per la prima volta è in pista. Attenzione, Fabri in vantaggio, Fabri in vantaggio vince. Dunque ora, signore e signore, avremo la possibilità di osservare lo spare. Fabri può scendere le cose reali perché ha realizzato un tempo migliore nel corso delle due manche precedenti. Infatti vedete Fabri sceglie il percorso interno, Eklund ora sceglie il percorso esterno. Sei un figo! Scemo! Ma cosa dici? Grido scemo! Dico a te, scemo, cosa sprechi in batteria? Mauro, grido scemo! E Martini in questo istante
spareggio, si vince, conquista la vittoria. Chi vince, Mauro? Mauro! Chi vince? Lotta tra le due nostre motrici. Seguiamo a questo punto la sfida dei due piloti. La Nissan Micra naturalmente anche nel percorso accidentati riesce a cavarsi al meglio. Ricordiamo che è leggerissima, pesa poco meno di 800 kg. La Peugeot naturalmente ha qualche chilo in più, qualche cavallo anche in più dalla sua parte. Riconosce gli incontri, fanno la differenza, vedete infatti la Micra è in vantaggio, anche se proprio rimonta. Ecco infatti è in testa, la Micra in testa, come affermavamo poc'anzi, con solo 12 centesimi di vantaggio. 13 centesimi di vantaggio dietro. Certamente per un impianto dai circuiti di Formula 1 del mondo mondiale vedere questi impalzatori della gara spettacolo che si fa provare fino a qui. Perché è la velocità, il rally, anzi, attenzione, pari punto sul monitor. Comunque pari punto sui 2 giri tracciate, 2 minuti, 6 secondi, 2 centesimi, pari punto per Eckland al rilevamento elettronico. La vittoria a mio avviso andrà a Fabri perché aveva vinto con un maggiore vantaggio le marce precedenti. Comunque ora il direttore di gara Paolo Perone, unitamente a Dante Salvari, ci daranno l'esito di questa competizione. Appunto, non deve far 3 giri. Dunque vince Fabri in questo episodio in cui Perego si era fermato. Avete visto tutti, Perego si è fermato per il secondo giro in cui i due piloti avevano concluso a pari tempo. Poi Perego si era fermato. Vince sconsolato, un applauso per Eckland. Dai Miki! Siamo contro Allen Falzini, introduce il flash degli spettatori, guardate che spettacolo! Dai Tito! Miki Mazzone, in posizione ferma, entra ora nell'asfalto, transita ora, sotto il ponte Coca-Cola, per farlo decidere Mark Wallen, e ora Mark Wallen transita sotto il ponte Lancia, sotto lo striscione in alto che per 16 anni ha contraddistinto le sue vittorie.
Attenzione ora, tra poco saremo di questo primo giro. Scende a catapulta, Luigi Besson dal ponte. Attenzione! Luigi Besson in testa di 74 centesimi, 74 centesimi di secondo. Ora dovrà giocare il punto del punto da questa prima marcia. Certamente ecco la bella immagine ora, Luigi Besson solo terzo, mentre ora Marquardt nella parte più lenta del tracciato. Attenzione, Ma che rallenti io? primo giro in mezzo, danza con entusiasmo la terza Artur di Marquardt. È molto incerta questa prima fase della finalissima. Luigi Besson, da spettacolo, l'ambisce le chicane, una precisione eccezionale, e questa un secondo e 30 il vantaggio di Luigi Besson, mentre il flash continua a tardeggiare dalle tribune dei protagonisti. Un spettacolo interessante, più economico più che mai. Vediamo il terzo giro, attenzione. Attenzione perché Marquardt in recupero. Con 2 minuti e 40 di gara ora, aspettiamoci a seguire l'ultimissima fase di questa prima marcia della un balzo della ponte di discesa su questo considerato per il nostro Luigi Besson, il pilota di spettacolo più che mai, e la vince Luigi Besson, vantaggio di 2 secondi e 3 centesimi. Ecco il parere dunque di Nini Rosso, uno dei responsabili del team Lancia Martini. Non dimentichiamoci che si stanno incontrando il bicampione del mondo di Fusion e Marco Allen, che ha vinto il più rally di campionato del mondo nella storia dei rally, quindi uno scontro fra 2 grandi campioni, e penso che anche la seconda manche sarà tiratissimo allo spasimo. Michi vuole confermare il suo titolo fresco e Marco vuole confermare di essere ancora un grande pilota. Penso che gli spettatori si divertiranno ancora a vedere questi 2 grandi campioni in azione. Grazie Nini Russo, tra l'altro un Nini Russo che ha seguito in questi 16 anni proprio Marco Allen da vicino, dalla 124 Abarth fino all'altro polo opposto della tecnologia di casa Lancia. Esattamente si tratta da 20 integrali in versione decimale con cui Luigi Besson ha vinto il mondiale a Sanremo. Ora ci sarà la rivincita, la possibilità di vittoria e dunque di pareggio per Marco Allen. Ricordiamo che al termine della memoria atletica Marco Allen farà una passerella, comunque vada la sua competizione, una passerella di addio al pubblico italiano. Ormai siamo pronti, tra poco partirà il trofeo Pioneer! E partita in questo istante la seconda match, potrebbe essere decisiva per Piaggio, attenzione! Impressionante in linea, molto curiosa, a fare una trasmissione delle immagini dell'abitacolo. E un pilota che ama il brivido, lo fate conoscere dal percorso sperato, Luigi Besson. Ora Marco Allen passa dal ponte e ora si gira verso
il Pontelancia e in testa ancora Miki. 86 centesimi, mentre finalmente al tubo di scarico della 16 valvole integrale di Miki Mesan. Spettacolo più che mai, davvero un giro tecnico questo. Attenzione i fermi, sono lo spasimo. Non possono coincidersi errori. Ora Miki sa di essere in leggero vantaggio. Ora Marco Allen è in vantaggio, attenzione! Mitica! Allen! Ha vinto Marco Allen, Yazan secondo a 5 centesimi, fantastico! Ma manca ancora un giro, attenzione! Manca un giro! Attenzione! Ha vinto i primi 2 giri del percorso Allen. Ora Miki Mesan deve recuperare. Ha coperto molto bene i primi 2 giri. Marco Allen è in testa, ora vedremo l'attacco che spera Miki Mesan. Vai Michi! Con 16 centesimi di vantaggio sulla giunta con quel Miki Mesan, il trofeo Parole! Fantastica davvero questa ultima fase, soprattutto nel corso della seconda mano. Guardate l'applauso, rivotato da tutti, commissari, servizio attenzione che ha lavorato nel modo migliore per tutti questi anni del motor show per garantire la massima regolarità. Dunque, un'impressione finale da parte di Nino Rosso. Riusciti tutte e due. Ha vinto Miki di un soffio, la bella sarebbe stata il coronamento di questa manifestazione e comunque viva Miki e viva Marco, due grandi campioni su una grande macchina. Grazie Bartolini Rosso, uno dei dirigenti del team Lancia Martini, mentre ora il collega Sergio Barletti della GAI sta eseguendo la prima intervista al Miki Mesan a caldo con il vincitore. Dai, stai qua. Aspetta, va a spolmare tu. Stefano! Stefano! Qua! Andiamo, va, di! Facciamo il giro! Giro d'onore ora per Miki Mesan. Guardate l'aspetto di Milano! Un applauso! Guardate Miki Mesan! Esce dall'abitacolo e saluta tutti! E non ci sono commenti per inquadrare questa stupenda vittoria! Tutta si lancia con la bandiera a scacchi fissata sulla testa integrale 16 valvole di Miki Mesan.
dove guardano tutto fuori! Dove è Marco? Un abbraccio caloroso di tutto il pubblico! Che lui lo fa anche Marco! Guardate che attori! Autentici protagonisti! Uno spettacolo entusiasmante!